Usare il legno per creare queste opere d'arte, far capire l'importanza del legno e anche rendere onore, tra virgolette, ai 100.000 ettari di bosco rovinati in tutto il Veneto da quello che accade appunto a fine ottobre. Mai come in questi anni abbiamo avuto una serie di mostre, di iniziative, di momenti di cultura che hanno appunto riempito le sale di questo palazzo, che è la Casa dei Veneti, che è sempre aperta a iniziative di alta qualità come lo è questa. Abbiamo chiuso una mostra con Nancy Gain qualche mese fa, artista di fama mondiale, quindi siamo veramente onorati di avere anche una lista di richieste di poter esporre a Palazzo Ferrofini, perché è diventato veramente un luogo della cultura veneta di Venezia, ma aperto al mondo in maniera, direi, incredibile. Importante è il significato che trovano queste opere, e scendendo come gli alberi, scendendo dalla montagna, attraversano la Brenta e così prendono un significato importante, arrivando in questa città che è piena di storia e di arte, per cui io cerco sempre di comunicare un qualcosa che va al di là, come l'albero che si tramuta in qualcos'altro e riesce a dare qualcosa di più, un po' cerco la spiritualità dell'albero che si espande verso l'universo. E collego molto le linee fluide al mio lavoro per cercare l'infinito, cerco sempre l'infinito. L'aspetto che mi interessava affrontare con il legno, che sono particolarmente legato, mi scalda la mia casa, e ho pensato che la cosa che mi lega di più uomo e natura è il fuoco, perché da sempre abbiamo usato questo chiamiamo materiale per scaldarci, ed è una cosa che come quando mi metto davanti al camino a guardare il fuoco che si muove, la sento proprio fluire questa cosa, questo calore, e ho pensato che per comunicarlo dovevo metterlo nella scultura, quindi bruciare un'opera, quasi come fosse un sacrificio sia per l'opera stessa e anche il mio animo, perché bruciare un'opera non è come bruciare un pezzo di legno, hai lavorato tanto, ci hai messo l'animo. È un'unione tra tre cose, il mio essere, il mio stare, l'albero e il fuoco, che è una forza della natura immensa. Riuscire a dare equilibrio a queste tre energie, secondo me crea una grande emozione e soprattutto fa anche pensare. Fa pensare alla nostra storia, al nostro futuro anche. Qui gli alberi hanno già fatto il loro processo, sono riusciti a scendere in cammino e sono arrivati già in laguna, sono già emozioni, è quasi una metafora della vita, è come l'uomo con le sue esperienze si trasforma. E queste sono emozioni, le ho collegate molto alle onde che si muovono sempre, sono sempre diverse, continuamente cambiano, non saranno mai uguali, sono sempre emozioni differenti. Questo è importante perché le mie opere non sono mai, assolutamente mai uguali. È come attraversare un fiume, non si attraversa mai nello stesso modo, ma si cambia sempre il modo di attraversarlo. Esattamente il giorno dopo della tormenta sono andato in bosco, nei miei boschi, e sono rimasto malissimo perché ho visto tutti questi alberi a terra. Il giorno stesso mi sono messo a scolpire quest'opera qui, perché mi sono sentito, dovevo fare da tramite. Ho sentito questo impegno, questo incarico, dovevo fare da tramite. Il bosco aveva urlato, aveva gridato la sua sofferenza e io dovevo dirlo come. Sentivo questa cosa. E praticamente ho scolpito quest'opera in particolare, che sono come tanti alberi insieme, dove bruciano di dolore. Ho inserito una mano che ha significato la mano umana che entra sempre ovunque nella natura,
nel bene o nel male che si voglia. Le piante, gli alberi ci stanno dando un messaggio, ci stanno facendo da tramite, ci stanno dando un messaggio importantissimo che dobbiamo imparare e siamo obbligati ad ascoltarlo.